diventati regionali lombardi, c'è Chiara Saleri, lei ha due medaglie, due premi in mano, probabilmente potevano essere tre, vero? Sì. L'anno scorso, nel 2015, ho vinto il campionato regionale promesse e il campionato italiano under 13 e a fine anno mi hanno convocato all'interno della squadra per competere nella Coppa del Presidente e assieme ad altre tre mie compagne di squadra abbiamo vinto la Coppa del Presidente. Sempre con lo stesso pony? Sì, sempre con Asia, la mia prima. Un pensiero per lei allora? Ringrazio i miei genitori per avermela comprata e le voglio tanto bene, spero di continuare così. Sarà una pony cattivissima che butti al di là degli ostacoli e lei ci va comunque. No, lei ha lo spirito all'interno di sé di voler saltare e comunque ha una voglia interna di volersi liberare in campo gara. Questo per l'anno scorso, quest'anno come sei messa? Quest'anno è iniziato molto bene perché sono andata a Piazza di Siena e ho vinto la categoria 110, sono arrivata quarta nel campionato regionale e spero di continuare così perché tra 2 settimane ci sono i campionati italiani. Continuerai naturalmente, da grande vuoi fare la mazza, no? Sì. Complimenti allora, grazie.